Signor Schettino, si presenti. Allora, io mi chiamo Schettino Francesco, in arte Frank Iccio, nato macchiettista perché ero un fan di Nino Taranto e crescendo man mano, qualche festicciolo in famiglia, qualche parte mi esibivo con queste macchiette. Tanto è vero che nell'anno 63 al militare mi esibì davanti a 5.000 reclute e fui premiato dal colonnello comandante per queste macchiette di Arusta Zazà, Ciccio Formaggio, a Panzè. E ho avuto un premio di 5.000 lire all'epoca e andai a casa, una licenza di 5 giorni. Come ha conosciuto il suo primo partner Angelo Lanzieri? Ho conosciuto Angelo Lanzieri che una sera venne a casa mia con un motomo attaccato a caviere, lui tutto sperato, brutto, ma che sto cosa che bocca? O pigliava un marocchino veramente. A che dice guarda io sto qua perché mi hanno parlato di te, veramente tu vuoi venire a noi ci manchi il comico per una disgrazia di famiglia e accettai subito. Mi chiamarono, andai a fare questa prova dal regista Sandro Cannavale, che poi è l'autore che ha scritto quella commedia, mi disse di sì, va bene la prova che hai fatto, mi hanno dato il copione e dopo 4 mesi, 3 mesi abbiamo iniziato a fare questa commedia. E quando facevamo questa cosa, io e Angelo Lanzieri, non so il perché, c'era un affredamento sul palco che la gente si schiattava dalle risate. E così Angelo disse, Ciccio, perché non facciamo una cosa? Ci vogliamo mettere insieme, visto che Michele Gallo non ci sta più perché loro già facevano Mick e Joe. E così è iniziato questo Frank e Joe. E incominciando a fare Frank e Joe è finita l'epoca del macchiettista. Mi tolgo la paglietta e inizio l'epoca dell'attore comico. Eccolo qua, con la bombetta. È iniziato Frank e Joe. Frank e Joe è iniziato Paziano Paziano, infatti il primo nostro LP si chiama Paziano Paziano. Poi dopo svariati anni, in comune accordo, ci siamo un po' distaccati, lui facendo il Coccobello, io iniziai facendo il Ficcanaso con Giannara dei Tiramisù, poi è subentrato dopo un anno per carattere, non andavamo d'accordo, subentrò Ciccio e Lello. Con Ciccio e Lello abbiamo avuto un bel successo con i 10 comandamenti, con la canzone Voglio toast, Statta fermo Nicolè, sempre per caratteri non dolci, ci abbiamo lasciato lui come Ciccellello e subentrato Frank e Joe un'altra volta, con Pino d'Andrea. E con Pino d'Andrea è uscito fuori queste canzoncine per i bambini come Catiuscia, Pinocchio, Topolino, Cicciobello, Chiappariello, Scupillo, O figliello Ragno. Può davvero definire Pinocchio una canzone per bambini? È una canzone che parla di pisellini. Ma qua pisellino è pisellino, come la gente dice quella è schifezza, e così tu vuoi quelle schifezze che fa, poi ti fa un pisellino, se a te un pisellino fa paura non lo sai, che poi Pinocchio logicamente tu sai che diventa veramente bambino, a questo punto quando tornate bambini si vede la signorina o fa come dice la canzone, come si dice, aspetta la canzone dice gnacchi gnacchi. Pinocchio, Pinocchio, tu sei un figlio in trocchio, sei nato burattino e non tieni un pisellino. Pinocchio, Pinocchio, tu sei un figlio in trocchio, non tieni un pisellino e tutti da lo pigliare. È purissimo fare gnacchi gnacchi, scusa, gnacchi gnacchi chi è che non può fare? Una volta adolescente quando fa tutto quanto gnacchi gnacchi. E perché mi provoca? Io non ci capisco. Pinocchio è per bambini. Purtroppo sta foto turchini che fa schifezza. E mi provoca a me. Anche una canzone come Catiuscia fa pensare a certi vecchi rettusi che si mettono con le polacche. Va bene, veramente i rettusi non si mettono con i polacchi, si mettono pure con gli italiani. Teniamo pure i pedofili, la nostra, veramente. Catiuscia, che ci stai parlando? Che poi dice Catiuscia cacca, Catiuscia là, si trova sto pilusci ti faccio consolare. E penso che si gioca con pilusci, è una cosa sincera, è vero che siete consolati. Se mette fuori un vascio e mi può provocare, se crede che sono musce, ma la giangata sta. Catiuscia lalla, Catiuscia cacca, il ronco sto pilusci che ti faccio consolare. Ma perché era tu, Catiuscia? Catiuscia è un fatto normale, che dice Catiuscia cacca, Catiuscia lalla, il ronco sto pilusci che ti faccio consolare. Catiuscia! Scusa, ma che ci stai male? Io non ci capisco. Che ci stai male? Perché tu mi fai queste domande a me? Ma proprio che le schifezze, scusa tu. C'è una sua canzone che parla della Chiesa Cattolica. E una tu mi parli di Catiuscia e parlo credo che stanno di Frank e Joe. Frank e Joe, che dice
Questo freddo e questo vento che bussa al mio convento, c'è sta fuori una vecchiarella che si vuole confessare. Mandala via, non c'è tempo per confessare. Questo freddo e questo vento che bussa al mio convento, c'è sta fuori una signorina che si vuole confessare. No, facci, no, Beatrice, falla passare, che mi voglio confessare. Questo freddo e questo vento che bussa al mio convento. Ce ne stanno una ventina, sono tutte signorine, e si sono una ventina, i miei porchi in stanzini, e si sono una ventina, i miei porchi in rottini. Vi saluto, padre Gallo, vi saluto. Non è una cosa bella questa. Lei ha dedicato una canzone anche a Topolino. Io posso di stare sul Paperino, e se era meglio di stare sul Topolino. Non so fatta la storia di Topolino. La canzone di Topolino. Topolino, Topolino, Topolino che fa, Topolino va mangiare tutta roba di qualità, Topolino, Topolino, Topolino che fa, Topolino va succa a zuzzella di mamma, Topolino, Topolino. Topolino, Topolino, Topolino che fa, Topolino va mangiando tutta roba di qualità, Topolino, Topolino, Topolino che fa, Topolino va succa a zuzzella di mamma. Nel suo programma Mangiate con noi, mentre lei si esibiva, gli invitati in studio si strafogavano come porci. Cosa si ricorda di Mangiate con noi? E mi ricordo, Mangiate con noi, la trasmissione condotta e diretta da Franco Gio, avevamo 3 concorrenti che dietro alla spalla mangiavano, e chi mangiava di più, diciamo, alla fine, il mangiare si pesava all'andata e all'uscita, alla fine uscì fuori un campione. Questo campione, quando mangiavano, tra un piatto e l'altro si esibivano gli ospiti, Franco e Gio, avevamo il balletto, e diciamo, come l'ha chiamato? A me chiama Porci, e chiamavamo Porci. Cosa vuole fare Franco Schettino da grande? E da grande cosa voglio? Voglio fare il nonno. Visto che non va a lungo, mi voglio fermare un po', anche perché ho ricevuto un premio 2008 al Castello Giusto a Vigaquenza, testimonial Onlus. Sto lavorando per questi qua, per diciamo, questa brutta prova handicappati, fare spettacolo senza scopo di lucro. E mi piacerebbe non fermarmi. Non diciamo mai ferma qua, non si può mai sapere. Però fare il nonno non mi dispiace, fare il pensionato non è che mi dispiace, però lo spettacolo è spettacolo. Chiapparellano per il spiego tutte notte pisciolite, Chiapparella non scognizza, non so voglio sopportare, Chiapparella è malandrino, ma fa per sogni amati, dice taglio pistolino, non lo faccio più sparare. Un ringraziamento ad Angelo dei Coccobelli.